Siamo qua alla Fiera di Messina con i ragazzi di Ponte Sonoro, è un nuovo gruppo formatosi alla scuola Caio Duilio durante un progetto musicale. Io sono Emanuele Calabrò, Ci presenti lui è Roberto Calabrò, mio fratello, Edoardo Polimeri, Renato in chitarra, Stefano Straguzzi. Per adesso va bene così. Come nasce questo progetto? Allora, ricordiamo Carmelo Di Bella che per motivi vari non è qui presente. Comunque, il gruppo nasce come progetto scolastico e appunto Salve! Quindi dico, nasce come progetto scolastico al Caio Duilio. Ci hanno invitato a una manifestazione internazionale all'Ariston di Sanremo, dove peraltro abbiamo visto, e poi diciamo Che è venuta l'idea di fare questo gruppo? è venuto al signor Nello Mazzoleni qui presente che è ingabbiato nelle due faccende. Grazie, salve! No, arrivederci. Perfetto. Ecco, il signor Nello Mastroeni è un ex concerto, nonché l'unico, e ci tengo a ribadirlo, unico, scrittore, compositore di Mocarta, e non voglio sapere niente. E quindi è nato con questa idea di Nello? Sì, è nato con questa idea di Nello di creare un gruppo appunto scolastico, perché lui chiaramente ha questa, come dire, tendenza appunto alla musica, che poi ha avuto talmente tanti riscontri positivi che abbiamo deciso un attimino di proseguire il tutto anche al di fuori di un discorso scolastico, diventando un gruppo a tutti gli effetti. Siete andati a concorsi? Siamo stati a vari concorsi siciliani, cittadini, anche internazionali. Sono andati bene. L'ultimo, uno dei tanti, a Sanremo, all'Ariston, con un brano, Un mare, il nostro ultimo brano che insomma ci ha aiutato a vincere una competizione internazionale. E adesso abbiamo 2 brani nuovi pronti che a giorni andremo a registrare per incrementare insomma quello che è il nostro repertorio. Avete già fatto un primo... Sì, questo è il nostro primo CD. Dove si può trovare questo CD? Ma questo CD è, come dire, è possibile richiederlo tramite il nostro sito di MySpace, tramite Facebook, senza alcun tipo di problemi. Noi riusciamo tranquillamente a metterci in contatto con chi ci scrive e fosse interessato. Avete progetti, andrete a suonare da qualche parte prossimamente? Sì, diciamo ci sono tante cose ancora però da definire. Sul sito possono sapere... Sul sito man mano noi andiamo ad aggiornare tutti i nostri insomma fan, sostenitori delle varie insomma situazioni in cui saremo ospiti. Va bene, grazie. Grazie a voi, salve!